Qui a Villapuzzo con Alessio Mulas, il dominatore assoluto delle 3 manche disputate qui a Villapuzzo. Per il Memorial Alessio Massesi, 10° anniversario. Sì. Le tue impressioni su questa gara oggi? Non ricca di partecipanti, però non ottimi. ricca di partecipanti purtroppo per la disgrazia accaduta a Olbia e anche colpito il Nuorese, quindi purtroppo sono mancati dei bravissimi piloti. Alessio, quanto è lunga la pista? La pista è circa 1,3 km e si gira in 1 minuto e 35 di media. Il fondo è molto ottimo, io l'ho visto e mi piace molto. Il fondo è ottimo se è umido, però se è bagnato è molto scivoloso, quindi bisogna trovare un bel compromesso. Nonostante le abbondanti piogge di questi giorni, il fondo oggi ha presentato anche dei tratti con della polvere. Sì, appunto perché stavo dicendo, perché praticamente è un terreno che non riesce a drenare bene, quindi... È un terreno da riporto da una palude qui vicino? Sì, da una palude che quando era stata svuotata qua questo stagno artificiale ed era stata depositata qui.